Cari amici del grande basket di Eurosport, buona domenica e benvenuti al Palaeur di Roma per la settima giornata di questo campionato di Serie A Unipol-SAI che si è aperto ieri con ben 3 anticipi e che oggi vede le rimanenti 3 partite, dal momento che, come sappiamo, 2 match sono stati rinviati per positività di diversi giocatori nelle squadre che hanno per appunto richiesto che le partite non si giocassero. Abbiamo visto la classifica per un istante, questa invece, come detto, la settima giornata con Trieste Reggio Emilia e Cremona Cantù che verranno recuperate in data da destinarsi. Ieri sera invece i 3 anticipi con le vittorie di Trento, Brindisi e Treviso. Quest'oggi invece a Roma si affrontano la Humana Reyer Venezia che punta a ritrovare il terzo posto in classifica dopo la sconfitta di ieri di Sassari e Virtus Bologna, e la Virtus Roma che invece arriva da una sorprendente vittoria contro Brescia nella scorsa giornata, nell'anticipo del sabato sera del Palaleonessa, che le ha permesso di abbandonare l'ultimo posto in classifica in coabitazione con la Fortitudo Bologna e di riprendere un po' di ossigeno dopo le 4 sconfitte consecutive che erano seguite alla vittoria della primissima giornata proprio contro i bolognesi guidati da Meo Sacchetti. Questo è il roster dell'Umana Reyer. Come sappiamo non c'è Mitchell Watt, che già aveva saltato la partita di domenica scorsa contro Virtus Bologna e quella di Eurocup, la trasferta di Kazan contro l'Unix. Manca anche Valerio Mazzola, perché oltre all'infortunio alla schiena di Mitchell Watt c'è stato anche uno stiramento all'adduttore per l'ex giocatore di Torino e Virtus Bologna, quindi quest'oggi niente Watt e Mazzola a referto. Al loro posto c'è il giovane classe 2001 Luca Possamai alla sua prima panchina in Serie A. Altri problemi fisici però per Venezia, che oltre ai 2 assenti anche Deje Vidmar con i soliti problemi rispettivamente a ginocchio e caviglia, un Cerella pure lui con caviglia dolorante e anche un Fotu non al meglio, anche lui per una distorsione alla caviglia. Questo invece è il roster della Virtus Roma che, come sappiamo, sempre senza il lungo degente Chris Evans, che si è rotto il tendine d'Achille subito dopo la prima giornata di campionato, quella già citata vittoria qui al Palaeur contro la Fortitudo Bologna, e oltre all'assenza ormai messa in programma per lunghi mesi di Chris Evans, quest'oggi non è a disposizione neanche Gerald Robinson per un guaio alla schiena. È comunque in panchina, è comunque cambiato, ma non dovrebbe al 99,9% giocare, salvo chiaramente, immagino, in condizioni del tutto eccezionali. Si arriva, come detto, da una vittoria per Roma nell'ultima giornata 64-70 contro Brescia, una vittoria targata soprattutto da Campogrande, 19 punti, massimo in carriera per lui, rimontando dal meno 11 di fine primo quarto, con Roma che ha subito 29 punti nei primi 10 minuti e da lì in poi ha tenuto a 35 punti complessivamente l'attacco di Brescia nei 3 quarti finali. Venezia invece, come detto, arriva dalla sconfitta in Eurocup contro Kazan, arrivata in volata 90-87. In precedenza, la domenica scorsa, aveva perso anche in campionato 68-83, meno 15 al Taliercio contro la Segafredo Bologna. Un match dove era stata anche a più 11 l'Umana in apertura di terzo quarto, però secondo tempo dominante della squadra di Sasha Djordjevic, 25-49, quindi più 24 tra terzo e quarto periodo, con Venezia che invece ha fatto davvero una grandissima fatica ad attaccare proprio nei secondi 20 minuti. Abbiamo detto quindi dei risultati con cui arrivano queste 2 squadre a questa partita. Possiamo parlare anche dei precedenti. Questa è la 29esima sfida tra Roma e Venezia nella loro storia, con il bilancio delle precedenti 28 che dice 15-13 per la squadra capitolina. Totale dei match disputati a Roma di 13 vittorie per la Virtus, 9 per Venezia. L'anno scorso si giocò solo la partita d'andata, vista la sospensione del campionato. L'unica sfida fu quella disputata il 26 dicembre al Taliercio, il giorno di Santo Stefano. Vinse 79-77 la Reyer, con un canestro sulla sirena di Austin Day a completare un parziale di 7-0 nell'ultimo minuto, per ribaltare così una partita che sembrava già vinta da Roma e che invece venne portata a casa proprio dall'Umana Reyer Venezia. Queste sono le statistiche delle varie squadre. Roma che ha il peggior attacco della Serie A, meno di 72 punti di media segnati nelle 6 partite disputate fin qui.
fa un po' meglio Venezia, anche se non è comunque brillantissima. 78,7, 11° attacco di questo campionato. Venezia però fa anche meglio in difesa, quarta miglior difesa della Serie A, l'11ª invece quella di Roma, che subisce in media 6 punti a partita in più rispetto agli Orogranata. Gli arbitri dell'incontro: Tolga Sain, che sostituisce all'ultimo Beniamino Manuel Attard. Assieme a lui ci sono Alessandro Perciavalle e Mauro Belfiore. È proprio Sain ad alzare la palla a 2, giù il gettone, però c'è subito un fischio perché c'è stata un'invasione di Dario Ant al momento della contesa e quindi si partirà con una rimessa per Venezia. Bisogna rimettere a posto anche il cronometro però, perché era stato erroneamente fatto partire. Rimessa che verrà effettuata da Stefano Tonut. Eccellente prestazione per lui settimana scorsa contro Bologna, probabilmente l'unico o quasi che si sia salvato, con i 24 punti contro la Segafredo, unico in doppia cifra in quell'occasione per Venezia, che qua comincia con 2 errori al tiro, anche se arriva la chiamata di Sain per una palla 2, perché si era incastrato il tiro di Fotù tra ferro e tabellone, e quindi possesso che va per Roma. La freccia chiaramente indicava quella metà campo, essendo stata vinta la contesa da Venezia. E adesso verrà girata per la prossima occasione in cui verrà chiamata una palla 2 o per l'inizio del secondo quarto. Intanto primo possesso offensivo anche per la Virtus, con Wilson che aspetta l'arrivo di Campogrande. Penetrazione, sembra che non si sia mai fermato rispetto alla partita di sabato scorso. Campogrande che continua ad essere molto incisivo dopo i già citati 19 punti della vittoria contro Brescia. De Nicolao dentro da Fotu, chiaramente oggi sarà chiamato a giocare tanti minuti, visto che, come detto, mancano Wout e Mazzola e che ci sono anche problemi fisici per gli altri lunghi come Dei e Vidmar. Come detto prima, anche Fotu ha un disordine alla caviglia, ma che per il momento non gli impedisce di trovare i primi 2 punti della partita dell'Umana e anche un tiro libero aggiuntivo che lo porterà quindi in lunetta per completare il primo sorpasso di questo match. Fotu, tiratore da 5 su 8 in lunetta in questo campionato prima di oggi, diventa 6 su 9 il suo totale con questo libero segnato. Ora Ben a gestire il pallone, il blocco di Wilson per Baldasso che può salire. Uscita dei blocchi di Campogrande, su di lui rimane in difesa Fotu. Dentro il pallone a cercare Ant, decisamente sbagliato in questo caso il passaggio di Campogrande. Può partire la transizione della Reyer. Fotu vuole giocare contro Baldasso, ancora una volta arriva vicino al ferro ma sbaglia il semigancio destro. Rimbalzo di Hunt, anzi di Wilson ad essere precisi. Dall'altra parte Baldasso spara la tripla, molto corta, ma perché c'è stato un fischio arbitrale per un fallo subito da Tommaso Baldasso. È rimasto anche a terra Stefano Tonut per un duro contatto su un blocco. Eccola qua, un colpo con la spalla dritto al volto di Tonut. Poi è arrivato, come detto, il fallo di Cerella sulla tripla di Baldasso. Veramente forte la botta preso dal povero numero 7 della Reyer. Ovviamente involontaria di Wilson, però chiaramente quel colpo si fa sentire per Tonut. Intanto pronto Baldasso con i 3 tiri liberi a disposizione. Ottime cifre in questo avvio di stagione per Baldasso, quasi 13 punti di media assieme a 4 rimbalzi e mezzo e più di 5 assist. Sesto miglior assistman del campionato, il secondo italiano dietro Marco Spissu. Baldasso che oltre a queste cifre non sta tirando forse benissimo dal campo, 47% a 2 che è accettabile, meno del 30% invece da 3 punti. In lunetta viaggiava quasi all'80% prima di oggi, qua fa 2 su 3 per ridare di nuovo il vantaggio alla Virtus Roma. Bramos per De Nicolao, arriva il blocco di Fotu, poi Cerella ribalta al lato per il tiro preso e sbagliato da Bramos. Rimbalzo catturato proprio da Baldasso che prova direttamente a spingere. Campogrande mette a posto i piedi col palleggio, sbagliata però la tripla. Rimbalzo, riesce Bramos a mettere le mani sul pallone.
De Nicolao con un passaggio lungo per Tonut che viene pescato dal taglio sull'assist di Cerella, e allora nuovo controsorpasso in questo avvio molto equilibrato con i primi 2 punti di Stefano Tonut, che con i 24 segnato la settimana scorsa contro il Bologna è entrato nella top 10 dei marcatori del nostro campionato. Wilson con la tripla sbagliata, rimbalzo lungo che viene controllato da De Nicolao, che protegge il pallone lasciandolo uscire. E come vedete fin qui 4 tentativi complessivamente da 3 punti, tutti e 4 sbagliati, con 2 errori per parte. Ora De Nicolao per Tonut, vuole prendere questa volta la linea di fondo, scarico in angolo per Bramos, che da lì spesso e volentieri segna, ma questa volta trova solamente il secondo ferro. Bean, arriva a rimorchio Wilson, che poi ribalta verso Baldasso, va a prendere posizione spalla canestro contro Bramos. Ancora l'ex giocatore di Torino che si svita verso il fondo, si appoggia al vetro ma sbaglia, lotta a rimbalzo Hunt, ma il pallone viene catturato da Tonut, che poi fa correre bene il contropiede con De Nicolao che rischia la palla persa in questo 2 contro 1. Alla fine, per sua fortuna, Venezia riesce a rimanere in possesso, anche se poi arriva Jamil Wilson a cancellare il tentativo di tiro di De Nicolao. Gran stoppata per il numero 99. E allora rimessa che rimarrà nelle mani di Venezia. Pallone che è stato mandato a bersaglio da Tonut, quindi prima tripla della sua partita e più 4 il vantaggio per Venezia, mentre adesso arriva anche la palla persa per Roma. Si lamenta Campogrande, ma la segnalazione di Sain è stata abbastanza chiara. De Nicolao di nuovo a gestire questo pallone per Venezia, doppio blocco, sceglie il lato destro dove c'è Fotu, dentro la palla proprio al neozelandese di origini tongane, che guadagna il fallo della difesa. Ha provato a far sentire il corpo Dario Hunt, che però si è aiutato troppo secondo gli arbitri, e quindi secondo fallo di squadra anzi secondo fallo personale per Dario Hunt e terzo fallo di squadra per la Virtus Roma, e quindi l'ex giocatore di Caserta e Brescia deve già abbandonare il campo dopo neanche 4 minuti. Dentro invece Riccardo Cervi per Roma, proprio Cervi che va subito a spendere il primo fallo, facendo a Sain di aver provato ad anticipare con il braccio, ma anche in questo caso è arrivato il fallo subito da Fotu, già il terzo in questa partita. E Roma che quindi con questo quarto fallo esaurisce il bonus. Dalla prossima occasione si andrà in lunetta. De Nicolao per Cerella che ha spazio, dimenticato sul perimetro, prende la tripla ma la sbaglia, rimbalzo catturato da Baldasso che vuole provare a correre, prova a spingere in contropiede Baldasso che si guadagna i 2 tiri liberi. Molto bravo qua a provare a prendere di infilata la difesa veneziana. Batte Tonut, poi viene fermato dal fallo anche abbastanza netto da parte di De Nicolao, con la panchina romana che protestava chiedendo un fallo antisportivo. Gli arbitri per il momento hanno fischiato un fallo normale, adesso però vanno anche a rivedere le immagini al monitor dell'instant replay per vedere se c'è, magari sono gli estremi per aumentare la gravità del fallo. Abbiamo visto solo quel replay dalla telecamera frontale in cui si vedeva come De Nicolao si aggrappasse un po' al braccio di Baldasso. Adesso gli arbitri valuteranno se è stato un contatto sufficientemente duro per assegnare anche il fallo antisportivo. Eccolo qua il replay con De Nicolao che dà un colpo sul braccio destro.
e viene aumentata la gravità del fallo ad antisportivo. Questa è la decisione di Sain, e quindi 2 tiri liberi e possesso per Roma. Poi l'arbitro turco, ormai trapiantato da tanti anni in Sicilia, va a dare le sue spiegazioni a Walter De Raffaele. Baldasso però sbaglia il primo tiro libero, 2 su 4 per lui in questa partita, dopo l'errore nella serie precedente. Segna invece il secondo. -3 Roma, che adesso avrà anche il possesso dovuto, come detto, al fallo antisportivo. Rimessa effettuata proprio da Baldasso, prova a smarcarsi Campogrande, infatti esce e riceve. Baldasso pick and roll con Cervi, che poi rolla verso il ferro. Baldasso vuole fare da solo, sbaglia il tiro, ma c'è proprio Cervi a rimbalzo offensivo, vede che Baldasso è rimasto sotto canestro, lo trova con un bell'assist. E allora 5 dei 7 punti segnati dalla Virtus sono proprio di Tommaso Baldasso. Fin qua hanno segnato solo giocatori italiani per Roma, perché gli altri due sono arrivati, come detto, in apertura da parte di Campogrande, mentre De Nicolao non vuole essere da meno dall'altra parte, ma sbaglia la tripla. Rimbalzo di Wilson, già aperta la palla per Baldasso, arriva lo stesso Wilson marcato da Cerella. Wilson vuole penetrare con la mano sinistra, tiro cadendo indietro, segnato con grande morbidezza. Allora di nuovo sorpasso Virtus Roma, 9-8, quando siamo ormai a metà del primo periodo. Cerella ancora una volta si prende la tripla, questa volta la segna da posizione frontale. Sembra ormai quasi una scelta, quella della difesa romana, di non perdersi magari altri giocatori e, se è il caso, concedere invece qualche metro in più a Cerella, che viene considerato evidentemente l'attaccante meno pericoloso dei 5 sul parquet dell'attacco Rogranata. Ora dentro il pallone di Wilson, un po' pigro il suo passaggio, che infatti viene intercettato dalla difesa. Corre Tonut, che trova Bramos in angolo, questa volta non vuole prendere la tripla. Allora bisogna ricominciare da capo con De Nicolao, che vede il taglio di Fotu, sbaglia però il tiro il giocatore neozelandese ex Treviso. Ancora Cervi che chiama questo pallone dentro, arriva il fischio arbitrale, fallo commesso da Cerella e dovrebbe essere il secondo personale per lui, anche se in realtà gli arbitri vanno ad assegnarlo a Tonut. Ovviamente qua Cerella ha provato ad alzare la mano per accusarsi del fallo e far sì che venisse assegnato a lui, risparmiando invece un compagno importante, diciamo così, nelle rotazioni come Tonut da una penalità. Gli arbitri però non ci sono cascati e quindi fallo assegnato proprio a Stefano Tonut, mentre Cerella ora va in panchina. Entrano in campo Vidmar e Dei per Venezia. È uscito anche Fotu, mentre Cervi sbaglia il tiro, segue il suo stesso errore, a rimbalzo in attacco trova il canestro del pareggio. Primi 2 della partita per Riccardo Cervi, che in questo campionato sta tirando molto bene da 2 prima di oggi, 13 su 17, come vedete anche dalla grafica, quasi il 77%, mentre Bramos, che spesso ci è abituato a segnare con tiri da fuori, qua con insospettabile atletismo vola sopra il ferro. Che schiacciata del greco del Michigan. Dall'altra parte risponde però Baldasso con la penetrazione vincente. Adesso sale di colpi la partita con canestri da una parte e dall'altra. De Nicolao per Dei, ancora zonata la difesa di Roma. Tonut mette palla a terra, arriva il ferro ma sbaglia, rimbalzo catturato da Vidmar, che poi riesce ad appoggiarsi al vetro. Un giocatore che questo avvio di stagione sta facendo grande fatica per via delle condizioni fisiche, però quando è stato al top della condizione negli ultimi anni è sempre stato un giocatore di utilità veramente infinita, quello che è stato anche il centrocampione d'Europa con la maglia della Slovenia, mentre dall'altra parte Bramos, dopo la schiacciata, fa vedere anche la sua specialità, ovvero il tiro da fuori. Adesso prova una prima mini fuga l'Umana Reyer con il massimo vantaggio sul +5. Bin aspetta l'uscita di Campogrande che non viene servito, allora prova ad andare da Wilson, passaggio pigro, palla persa di Bin,
Allora Day prova ad attaccare contro Jamil Wilson, che ci mette una mano. Arriva il fischio arbitrale, fallo e 2 tiri liberi quindi per Austin Day. Numero 99, Qua andiamo a rivedere il fallo piuttosto netto da parte di Jamil Wilson. primo fallo, cambio dito solamente in campo Day Azic, che, come scende da spiegavamo campo prima, Quindi, ha un problema al ginocchio che gli sta dando fastidio nelle ultime settimane, però ovviamente in una situazione come questa, dove tanti giocatori della Rayer sono acciaccati, bisogna stringere i denti e continuare a giocare. È entrato in campo anche Damir Agic per la Virtus Roma, giocatore bosniaco cresciuto cestisticamente a Rimini. Del Lunetta è sempre un giocatore molto affidabile, 6 su 6 in campionato prima di oggi, continua a viaggiare sul 100% segnando anche questi due. Ultimi 2 minuti e 20 in questo primo periodo. Agic, il pallone consegnato a Baldasso, penetrazione, scarico verso Cervi, palla persa però del playmaker torinese. Tonut è già dall'altra parte, riesce per un secondo a infastidirlo Campogrande, ma Tonut ritrova il pallone, poi finta la tripla, va da Day che si alza e spara, sbaglia però la conclusione da fuori, ma c'è il rimbalzo in attacco di un attivissimo Mike Bramos in questo primo periodo. Tonut poi ci prova da molto lontano, ha fatto malissimo settimana scorsa alla Virtus da 3 punti dove non sbagliava quasi mai, e anche oggi la mira è rimasta a quella. Tripla di Stefano Tonut che manda Venezia al +9, e allora adesso il time out arriva da parte di coach Piero Bucchi, che si arrabbia in questo caso anche con Campogrande. Deve provare a interrompere questo momento negativo dei suoi, l'allenatore bolognese. Rayer che quindi è partita forte qua al Palaeur, come vedete 8 punti di Tonut, 4 di Bramos, dall'altra parte miglior marcatore nettamente Baldasso con 7. Una Rayer Venezia che non giocava al Palaeur da 27 anni, curiosità per la quale ringraziamo Federico Rossini, era il 93-94, l'ultima stagione in cui gli Eurogranata vennero qui a giocare. Era un Burghi Roma Acqualora Venezia, finì 98-88 con 30 punti di Dell'Agnello per la squadra capitolina, 22-10 rimbalzi di Mike Reddick per Venezia. Poi ovviamente da lì le volte che Venezia ha giocato a Roma, ha giocato al Palatiziano, con il match dell'anno scorso, della scorsa stagione del Paleur, che si sarebbe dovuto risputare alla fine del girone di ritorno, cosa che però non è successa, come sappiamo, per la sospensione del campionato. Quindi oggi la Rayer torna davvero dopo tanti anni a giocare in questo impianto. Dopo il time out si torna a giocare con Roma sotto di 9 punti, 22-13 per Venezia, grazie ai canestri segnati da Tonut e Bramos. Ora Wilson in punta, va dentro da Cervi, scarico fuori per Agic che mette palla a terra, alla fine deve riandare da Baldasso, mancano 2 secondi alla fine, qua forzato a prendere un brutto tiro Baldasso. Tonut prova a correre il campo, vede Casarin che però non riesce a mantenere il possesso del pallone, contropiede per Roma. Wilson che va fuori da Campogrande, stava rientrando Casarin che per un attimo non è riuscito a recuperare di nuovo quel pallone. Ancora Vidmar in difesa, riesce a strappare la palla 2 contro 1 tra Bramos e Day. L'assist dell'ex giocatore di Pesaro Galatasaray, trova Mike Bramos che può appoggiarsi al vetro. Allora +11 per Venezia. Viene pescato un fallo tecnico numero 13, Mentre Baldasso. è arrivato un fallo tecnico che quindi porterà Venezia in lunetta per un ulteriore tiro libero. Fallo tecnico contro Baldasso, che si è lamentato evidentemente per quell'azione dove è stato strappato il pallone sullo show aggressivo da parte di Gasper Vidmar.
e quindi un tiro libero per Tonut per provare ad aumentare ulteriormente questo vantaggio, cosa che puntualmente avviene. Allora Venezia si avvicina anche al doppiaggio quasi della Virtus Roma, più 12, quando manca ormai un minuto alla fine del primo quarto. Campogrande, angolo da Bin, rimasto difensivamente su di lui Widmar, non vuole attaccarlo Bin, poi alla fine si riesce comunque ad arrivare dentro da Cervi. Azione ben giocata questa da parte della Virtus, e allora è meno 10 con il quarto punto del match di Ricky Cervi. Dall'altra parte Widmar prova ad attaccare, poi scarica per Chappell che prende la tripla frontale e segna pure lui. E per il momento i tiri da tre stanno facendo la differenza in questa partita, ne ha segnati 4 Venezia, è ancora ferma 0 su 3 invece Roma, e da lì arrivano 12 dei 13 punti di scarto fin qui tra le due squadre. Bin, penetrazione, rischia la palla persa, in qualche maniera da terra prova a ributtare fuori il pallone, poi arriva il fischio per una palla 2, la freccia come detto prima premia Venezia, e allora un'altra palla persa qui per la squadra di Piero Bucchi. Con Casarin che è riuscito a contendere questo pallone a Anthony Bean. E come settimana scorsa a Brescia, Roma non è partita benissimo dal punto di vista difensivo, 29 punti subiti contro la Germani, oggi sono 28 in questo primo quarto contro Venezia, con Casarin che poi perde questo pallone e commette un gravissimo errore, perché sul tiro della disperazione da metà campo di Agic commette fallo e quindi regala di fatto 3 tiri liberi assolutamente evitabili all'attacco della squadra di casa. E questo chiaramente è anche un po' l'inesperienza che si può avere quando si hanno 17 anni. Ricordiamo Davide Casarin, ormai giocatore stabilmente nelle rotazioni di Venezia, ma è un classe 2003, diventerà maggiorenne solo il prossimo 22 maggio. Mentre Agic in lunetta con i primi liberi della sua stagione sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, il nativo di Sarajevo, che viaggia a 10 minuti di media in questo campionato, segnando 1,8 punti a partita. Zero su 3 per Agic, quindi alla fine non paga troppo il suo errore Davide Casarin per quel fallo scriteriato a metà campo sulla tripla della disperazione. Il punteggio rimane fisso su quello che era, ovvero 15-28 per l'Umana Venezia, che ha subito messo sui suoi binari questa partita.
Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. I primi 10 minuti a 13 punti di vantaggio, nonostante tutti i vari problemi di acciacchi e infortuni. Una buona partenza per la squadra di De Raffaele, tornata a metà settimana dalla lunga trasferta in Russia e che si è comunque presentata con buona concentrazione fin qui a questa partita. Queste sono le statistiche, vedete, le percentuali da due sono pressoché identiche. Venezia è stata molto più precisa in lunetta pur tirando la metà dei tiri liberi, e poi la differenza fatta, come spiegavamo prima, dalle triple. 0 segnate da Roma e 4 invece messe a bersaglio da Venezia, e da lì arrivano 12 dei 13 punti di distacco che ci sono dopo i primi 10 minuti tra queste due squadre. Questo è il settimo scontro in carriera tra Piero Bucchi e Walter De Raffaele, con 3 vittorie per parte. Le prime sfide risalgono addirittura all'inizio degli anni 2000, quando De Raffaele era ancora allenatore di Livorno, mentre qua scorrono le immagini del primo quarto, si è concluso, come detto, sul 28-15 per l'Umana Reyer Venezia, che poi tornerà in campo questa settimana entrante con un match veramente cruciale in Eurocup, ospitando mercoledì sera il Taliercio e il Partizan Belgrado, in un match che Venezia deve vincere sostanzialmente, perché le cose si potrebbero complicare molto in caso di sconfitta dal punto di vista della classifica. Venezia che adesso in Eurocup è a 4 punti con 2 vittorie e 3 sconfitte, e se dovesse perdere anche il ritorno contro una rivale diretta come Partizan rischierebbe davvero di rimanere fuori a sorpresa alla prima fase di Eurocup. Però prima c'è da concentrarsi su questo match di campionato. Primo possesso offensivo per Roma nel secondo quarto lo gestisce Campogrande, che vede Baldasso, pallone che passa in mezzo a 2 maglie Granata, trova Jamil Wilson che riesce in qualche maniera ad appoggiarsi al vetro, e allora torna a meno 11 la Virtus Roma, con il quarto punto del match per Jamil Wilson. Dall'altra parte Casarin sfrutta il blocco di Vidmar, palleggio, arresto e tiro sbagliato, ancora Vidmar a rimbalzo che garantisce un altro possesso ai suoi, vuole premiarlo Dei restituendogli il pallone, e Vidmar riesce a guadagnarsi il fallo di Riccardo Cervi e potrà mandarlo in lunetta. E quindi dopo i 2 falli di Dario Anta arrivano 2 falli anche per Ricky Cervi, un po' di problemi con i centri della Virtus Roma. Tiri liberi per Vidmar, che è 0 su 3 in campionato, diventa 0 su 4, mentre in Eurocup sta sorprendentemente tirando molto bene. Veramente rendimento diverso in lunetta tra campionato e coppa. Diciamo che le percentuali che fanno un po' più fede a quelle che sono le abitudini di Gasper Vidmar sono queste in campionato. Qua segna il primo libero della sua stagione in Italia, 1 su 2 oggi e 3 punti. Ora Bin rischia di perdere la palla, alla fine commette la palla persa, anche se poi riesce in qualche maniera a metterci una pezza, perché l'ultimo tocco è di Davide Casarin. Non è stato giudicato, cambiato il possesso, quindi 6 secondi sul cronometro dell'azione per Roma, deve accorgersene Bin. Infatti glielo dicono dalla panchina. Wilson finta la tripla, il tiro in corsa appena prima del suono della sirena, alla fine non ha neanche preso un brutto tiro Roma, però l'ha sbagliato, anche se il rimbalzo premia lo stesso la squadra giallorossa. Baldasso in angolo per Campogrande che spara la tripla, la manda a bersaglio l'ex giocatore di Avellino e Brindisi.
che continua ad essere in un buon periodo di forma. Questo vale il -9 Roma. Dall'altra parte ci pensa Austin Day a rimettere una doppia cifra di distanza tra le due squadre. Il resto di tiro vincente per il prodotto di Gonzaga University, anche 15ª scelta al draft NBA nel 2009. L'NBA ha giocato 257 partite prima di iniziare la sua ormai lunga carriera europea. Qua sbaglia ancora proprio Day, ma c'è sempre il solito Vidmar a rimbalzo, anche se qua riesce solamente a toccare ma non a catturare il pallone. E quindi rimessa che sarà per la Virtus Roma. C'è Stone in difesa su Baldasso. Dall'altra parte poi Bean. Palleggio insistito, prova il tiro dalla media, lo manda a bersaglio. Anthony Bean, ex campione di Bulgaria 2016-17 con la maglia del Lukoil Sofia. Day, penetrazione, assist per il taglio sulla linea di fondo di Casarin, stoppato però da Cervi, che ovviamente quando alza le braccia è infinito. Poi Bean cerca la penetrazione, il fischio arbitrale è per un fallo di Gasper Vidmar, con Day che protesta in maniera molto più composta invece lo sloveno ex Besiktas Darusafaka e Banvit, anche se sosteneva di aver preso la palla Vidmar. Ciò non toglie però che Anthony Bean avrà 2 tiri liberi, segna il primo. Roma che è la squadra che tira peggio in lunetta in questo campionato. Prima di oggi era 50 su 79, vale a dire il 63,3%. E anche oggi diciamo che non ha iniziato proprio nel migliore dei modi, perché Bean fa 1 su 2 e il totale della partita resta di 4 su 10 per la squadra di Piero Bucchi, come vedete anche dalla grafica, 40%, molto più precisa invece fin qui Venezia. Ora Day sbaglia il long two, Baldasso dall'altra parte scambia con Wilson, poi Wilson si apre, forse una mezza infrazione di passi, vuole comunque tirare 1 contro 1 con Day che commette fallo, e allora altri 2 tiri liberi in arrivo per Roma, che oltre a essere 16ª e ultima per percentuale è anche 15ª e penultima per numero di tiri liberi tentati, ma oggi invece controtendenza ne sta tirando davvero tanti. Mentre arriva il time out chiesto da coach Walter De Raffaele, come vedete anche piuttosto arrabbiato con i suoi giocatori, in particolare mi pare con Austin Day. Stavo dicendo dei tiri liberi di Roma. Prima di oggi nelle 6 partite disputate 13,2 tentati di media partita, come dicevamo 15º dato, solo una squadra fa peggio, e oggi invece quei 13,2 verranno sicuramente superati e quindi alzati da un punto di vista statistico, perché al ritorno in campo dopo il time out Wilson potrà tirare i liberi numero 11 e 12 della partita di Roma. Vedremo se riuscirà a farlo anche con percentuali un po' più alte rispetto a quanto fatto fino adesso. Mentre vedete proprio Gerald Robinson, come dicevo prima, uno degli assenti di questa partita per un problema alla schiena che lo tiene ai box. Questa settimana tutti i giocatori di Roma di fatto sono rimasti ai box fino alla giornata di giovedì compresa. Sono allenati solo in forma individuale i giocatori di Roma, come sappiamo, per via del momento non semplice societario che sta passando la Virtus a causa del mancato pagamento degli stipendi. Settimana scorsa a Brescia i giocatori avevano rinunciato a giocare il primo possesso contro la Germania. Questa settimana, come detto, sono allenati solo in forma individuale fino alla giornata di giovedì compresa, però ormai sembra all'orizzonte una risoluzione di questa situazione. Magari alla prossima pausa della partita, al prossimo time out, entreremo un po' meglio nel discorso, perché ovviamente è una buonissima notizia non solo per Roma ma per tutto il campionato, per tutto il basket italiano. Ovviamente vedere in difficoltà una squadra storica e prestigiosa come la Virtus non faceva bene a nessuno, però come detto
dovrebbe essere in via di risoluzione la situazione, mentre arriva il canestro di Fotu, pescato molto bene da questo passaggio sotto al ferro, di nuovo più 8 per la Reyer. Wilson vuole andare dentro da Cervi, l'ultimo tocco è il suo, buon intervento difensivo qua di Fotu, che riesce a mettere una mano, a costringere poi Cervi all'ultimo tocco. Come vedete sono già 9 le palle perse di Roma, mentre Fotu, che è appena tornato in campo, torna subito al lavoro. 4 punti pressoché consecutivi. Allora di nuovo più 10 Venezia, e questa volta il time out lo chiama Piero Bucchi, il secondo e ultimo del suo primo tempo. Allora possiamo magari anche ritornare su quell'argomento che stavamo trattando poco fa con la Virtus Roma, che ormai sembra, stando alle notizie, essere vicina al cambio di proprietà. Nella settimana entrante il club dovrebbe passare di mano dallo storico proprietario Claudio Toti, che rimarrebbe comunque nel club con delle quote minoranza, e dovrebbe essere acquistato da un nuovo gruppo di investitori americani. Si dice 8 come numero preciso, investitori americani che sono interessati ad investire nella capitale per i loro interessi economici, e hanno bisogno di una sorta di testa d'ariete per entrare nel tessuto cittadino, per farsi un po' pubblicità, per crearsi visibilità, e hanno individuato giustamente la Virtus come modo per farsi conoscere a Roma, e quindi dovrebbe sbloccarsi lo stallo economico della società. Dovrebbero essere pagati per i 2 stipendi di settembre e ottobre entro le scadenze necessarie, terminando così una telenovela che durava dalla scorsa primavera, quando poi sembrava all'inizio che Roma non dovesse iscriversi. Poi Claudio Totti ha fatto un ulteriore sforzo economico, come tanti ne ha fatti negli ultimi anni, per comunque iscrivere la squadra, per metterla in regola e far sì che potesse disputare il campionato. Alla fine dovrebbe anche risolversi questa telenovela con il passaggio di proprietà al gruppo di investitori americani che abbiamo appena citato, che dovrebbe finalizzare l'accordo nella settimana che viene. Quindi questa potrebbe, anzi stando alle voci, dovrebbe essere l'ultima partita da proprietario unico di Claudio Totti, che poi, come detto, rimarrà comunque con quote di minoranza all'interno del club. Poi adesso vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi, sperando ovviamente che per il bene della Virtus Roma tutto vada a finire nel migliore dei modi. Intanto arriva il fallo in attacco, e in questo caso con il povero De Nicolao, che oltre al danno anche la beffa, si prende una discreta botta in faccia da Campogrande, che si scusa con il playmaker padovano per il contatto chiaramente involontario. Pallone comunque torna alla Virtus Roma dopo il fallo commesso da De Nicolao, mentre esce Austin Day e rientra Mike Bramos per Venezia. Day per il momento 4 punti con 1 su 4 al tiro, ma anche 3 assist. Ora Pin, su di lui c'è Chappell, palla schiacciata a terra per il taglio vincente da parte di Dario Hunt, che è tornato in campo dopo tanti minuti in panchina e subito si fa sentire con quelli che sono i primi 2 punti del suo pomeriggio. Stone per Chappell. De Nicolao prova ad attaccare contro Campogrande, questa volta il fischio arbitrale è contro il giocatore nativo di Roma, ex Fortitudo Bologna, Campogrande, con cui disputò anche una finale di A2 nel 2016, persa. Le sue tappe in carriera hanno portato a Montegranaro, ad Avellino, l'anno scorso a Brindisi, mentre qua arriva la tripla di Chappell per il nuovo più 11 Umana Reyer. Ben proprio Chappell su di lui, penetrazione, c'è la strada chiusa da Fotu, deve allora tornare da Hunt. Si è chiusa la difesa veneziana, deve trovare spazi che non ci sono, in questo caso Dario Hunt, infatti sbaglia il tiro, però segue a rimbalzo, riesce a prendere la palla sulla testa di Bramos, riesce anche a portare a casa
un fischio arbitrale in suo favore Numero 6, con il fallo dello stesso ex giocatore del Panathinaikos. primo fallo. 2 scudetti vinti in Grecia in carriera con i Greens di Atene e 2 scudetti vinti ovviamente, come sappiamo, in Italia con la maglia dell'Umana Reyer. Questa è la sua 6ª stagione in Laguna per Mike Bramos, che ovviamente è stato uno dei leader tecnici di Venezia in questi anni. E poi chiaramente subentrano anche le doti umane e personali. D'altronde, se uno non è un buon compagno di squadra, non rimane 6 anni, non viene confermato per 6 anni nella stessa squadra. Ora Dario Ant segna il primo libero ma sbaglia il secondo. Poi Bramos dall'altra parte, il blocco di Fotu, poi Bramos trova De Nicolao, è rimasto su di lui Hunt. De Nicolao vuole provare ad attaccarlo, riesce a sfruttare anche il blocco preziosissimo di Fotu, sul quale si stampa Hunt, non arriva l'aiuto di Jamel Wilson. Allora i 2 punti comodi, i primi della partita per De Nicolao, che portano Venezia a raggiungere quota 40. Bain dentro da Hunt, vuole giocare contro Fotu ma sbaglia completamente il tiro, rimbalzo in attacco di Baldasso che ributta fuori per Campogrande, che continua a segnare da 3 punti in questo mese di novembre magico per lui. Allora 8 per Campogrande, miglior marcatore di Roma fin qui, come miglior marcatore lo è stato settimana scorsa a Brescia. Bramos, tripla presa e segnata anche da Mike Bramos, e anche lui come Campogrande diventa il miglior marcatore dei suoi a quota 9, eguagliati quindi quelli segnati fin qui da Tonut. Di nuovo più 12 Venezia. Dall'altra parte Baldasso gioca il pick and roll con Hunt, penetrazione di Baldasso che riesce a proteggersi, riesce a trovare anche il canestro dopo il contatto, quindi potenziale gioco da 3 punti per il torinese cresciuto nella PMS, ex giocatore di Moncalieri a livello di Serie B e poi arrivato a Roma, dove qua è alla 5ª stagione, uno dei protagonisti anche della promozione in Serie A nel 2018-2019. Mentre arriva in campo il momento di Leon Farley, il giocatore americano che in questa stagione ha giocato solo 9 minuti nella partita persa di tanto in casa contro Sassari. Farley che è il 6º straniero di Roma, ma come sappiamo non gioca praticamente mai. Ora Fotu che riceve il pallone contro Hunt, il tiro sbagliato, rimbalzone proprio dell'ex centro di Brescia Caserta, anche se poi ci mette una manina Stone e l'ultimo tocco dovrebbe essere proprio Dario Hunt secondo gli arbitri. La rimessa quindi in attacco per l'Umana Reyer. De Nicolao chiama il blocco di Stone, poi si affida proprio a lui, posizione molto profonda sotto per Fotu e fallo speso da Jamil Wilson. Vedete Fotu molto bravo a prendere la posizione, poi Wilson si aggrappa di fatto al suo avversario. Secondo fallo anche per Jamil Wilson dopo i 2 di Hunt e i 2 di Cervi. Ora Fotu, il taglio, l'assist di Bramos, ancora una volta molto bravo a farsi trovare dai compagni Fotu, che riesce sempre con i suoi movimenti a creare degli spazi per le linee di passaggio. In calcio si direbbe che è detta la profondità, qua chiaramente la profondità non esiste essendo spazi ristretti, però è molto bravo a offrire una linea di passaggio ai suoi compagni, mentre Hunt dall'altra parte con il tap-in per provare a tenere Roma in qualche modo aggrappata a Venezia senza che fugga via troppo distante. Ora il tiro sbagliato da Bramos, rimbalzo di Bain, vediamo se riesce a creare un'opportunità in transizione Roma. No, perché si è chiusa già la difesa veneziana.
E allora bisogna ricominciare da capo con Baldasso. Il blocco di Hunt, poi Baldasso lo trova dentro l'area, Hunt prova a giocare contro Stone, arriva il fallo di Julian Stone, Venezia che era già abbondantemente in bonus da tempo, e quindi 2 tiri liberi per Hunt. Buona scelta questa di Julian Stone, che piuttosto che lasciare questo 1 contro 1 comodo a un giocatore più alto e più pesante di lui, ha detto vai in lunetta, guadagnati i punti, nel momento che Hunt, come sappiamo, è tutt'altro che un tiratore straordinario in lunetta. 5 su 18 a cronometro fermo prima di oggi ha fatto un 1 su 2, quindi in totale sale a 6 su 20, il 30% esatto in campionato per Dario Hunt, mentre c'è qualcosa da rivedere però al monitor dell'instant replay. Proviamo a capire anche noi di cosa si tratti, mentre il povero Piero Bucchi continua a passeggiare nervosamente a bordo campo. Bisogna comunque sicuramente fare i complimenti all'ex allenatore di Treviso, Napoli, Milano e Brindisi per quello che sta riuscendo a fare in questa stagione con Roma, con una squadra che è stata costruita molto in ritardo, che ha perso subito forse il suo giocatore più importante dopo la prima giornata, che sta giocando una stagione, come ho detto prima, in situazioni tutt'altro che semplici, tutt'altro che normali, che si spera possano essere sanate il prima possibile. Eppure sta riuscendo a tenere assieme i suoi ragazzi, a farli anche giocare in maniera più che accettabile, a vincere anche 2 partite, come detto, contro Fortitudo, Bologna e Brescia, 2 squadre che giocano le coppe europee. Quindi bisogna fare assolutamente i complimenti a Piero Bucchi per quello che sta riuscendo a creare in una stagione così particolare per la Virtus Roma. Lui che è stato un allenatore che ha riportato Roma in Serie A 2 stagioni or sono, mentre alla fine è arrivato il fischio per un fallo normale, quindi è stata confermata la decisione presa sul campo. E Hunt, come detto prima, non è un grande tiratore di liberi, qua sbaglia il primo, segna invece il secondo, 7 su 22 in questo campionato dopo questo canestro. E Roma è a -8, mentre è entrato in campo anche Lollo D'Ercole, vale a dire l'unico ex di questa partita, lui che ha giocato a Roma qualche anno fa. In questa stagione fin qui ha giocato pochissimo, era entrato solo in 2 delle 6 partite di campionato, totalizzando 9 minuti complessivamente. Oggi invece viene messo già nel secondo quarto, sappiamo come ci siano problemi fisici per Venezia, quindi bisogna provare anche ad allungare un po' le rotazioni con quei giocatori che di solito giocano meno, mentre Bramos diventa il primo giocatore di Venezia in doppia cifra in questa partita con 11 punti. Campogrande, l'uscita di Baldasso, su lui c'è proprio D'Ercole, Baldasso penetra, scarica poi in angolo, la tripla presa e segnata da Jamil Wilson. Questa stagione stava tirando molto male da 2 prima di oggi, 8 su 26, che è sostanzialmente il 30% da 2, però sta tirando bene da 3, 14 su 32, e con questa tripla la alza ulteriormente la sua percentuale. Ora Fotu con i perni, le finte, gran movimento dell'ex giocatore di Treviso che ristabilisce il +9, e allora anche lui come Bramos arriva a quota 11. Baldasso va da Campogrande, perso dalla difesa, tripla segnata, la terza del match per Campogrande, anche lui in doppia cifra. È veramente chissà cosa ha mangiato nelle ultime settimane, perché sembra veramente diventato un giocatore, un attaccante di una qualità estrema, anche una tranquillità, una naturalezza, come se facesse questo ormai da molti anni. Lo fa invece da molti anni Mike Bramos, che qua continua a martellare la retina del Palaeur. Altri 3 per lui, fanno 14 per il greco di Harper Woods. Ora Baldasso con lo step back, tiro da 2 sbagliato, rimbalzone di Bin, ma scadono i 10 minuti del quarto proprio nel momento in cui cattura quel pallone. Allora finisce qui il primo tempo, finisce con una Venezia saldamente al comando, una Venezia che sta attaccando molto bene in questa partita dopo le drammatiche difficoltà degli ultimi 20 minuti contro Bologna domenica scorsa.
però nonostante stia giocando così bene, stia attaccando così bene, Roma alla fine tutto sommato è lì a 9 punti di distanza, punteggio di 43-52 a metà partita. E come Roma è riuscita a rimontare da meno 11 settimana scorsa e Venezia è riuscita a farsi rimontare da più 11 da Bologna, ovviamente, quindi non bisogna assolutamente considerare questa partita già conclusa. Questo, come detto, è il punteggio di questo primo tempo. Virtus Roma 43, Real Venezia 52, più 9 per la squadra di Raffaele dopo i primi 20 minuti. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Roma che ovviamente però paga per il momento l'assenza di un giocatore cruciale per loro come è Gerald Robinson, quasi 12 punti di media a partita, il miglior marcatore alle spalle di Baldasso di questo campionato per Roma, se togliamo ovviamente Chris Evans che ha sì segnato 15 punti ma in una sola partita perché poi si è infortunato, quindi non penso lo si possa considerare il miglior marcatore di media per gara della sua squadra. Dall'altra parte invece, come detto, Venezia che ha molti problemi fisici, che arriva da una partita impegnativa, persa peraltro di 3 in Eurocup contro l'Unix Kazan, in mezzo anche il lungo viaggio per arrivare in Russia. Peraltro già i viaggi sono un fattore importante nelle stagioni che potremmo etichettare come tra virgolette normali. Questa situazione dove viaggiare è ancora più complicato, ancora più difficile, ancora più stressante. Chiaramente questo genere di trasferte come quella fatta da Venezia in Russia si fanno particolarmente sentire. Comunque questo primo tempo Roma ha giocato un'ottima partita, come dimostrano i 52 punti segnati in 20 minuti. Si riprende a giocare alla Pala Eura e si riprende subito con una tripla presa da Tonut, questa volta però sbagliata. Si è tirato molto bene da 3 nel primo tempo, 7 su 14. Adesso però sbaglia il primo tentativo della ripresa. Campogrande aspetta l'uscita di Baldasso che mette palla a terra, vede il taglio di Dario Hunt che riesce a proteggersi con il perno e poi guadagna il fallo di Fotu. Primo fallo personale per il neozelandese. E tiri liberi in arrivo per Dario Hunt, giocatore arrivato per la prima volta in Italia nel 2014-2015 con la maglia di Capodorlando, poi l'anno successivo a Caserta dove fu anche il miglior rimbalzista della nostra Serie A con 9,9 rimbalzi a partita. 2017-2018 il ritorno con Brescia, nell'ultima stagione invece si è diviso tra le maglie dei Perth Wildcats in Australia e il Mornar Bar in Montenegro, mentre qua sbaglia un tiro libero di 40 centimetri probabilmente, cortissimo. Il secondo libero di Dario Hunt, che come diciamo prima non è esattamente il più preciso ed affidabile dei tiratori in lunetta, e Roma continua a essere sotto il 50% in questo fondamentale. Ora Fotu sbaglia anche con un po' di sfortuna, ma è bravo col secondo tocco a correggere a canestro, di nuovo doppia cifra per Venezia. I blocchi per Bin che esce a prendere il pallone, poi mette palla a terra, penetra, si appoggia al vetro ma sbaglia, troppa potenza in questo caso per Bin, prova a scattare Cerella per tenere questo pallone in campo. Fotu
De Nicolao vuole prendere il quarto di campo, batte Campogrande, ne guadagna anche il fallo. Secondo fallo. È il secondo per Luca Campogrande, così come 2 ne hanno già commessi Wilson, Hunt e Cervi per Roma. Una palla persa da Tonut, passaggio impreciso verso Bramos, ma passaggio impreciso anche quello per Bin, con De Nicolao che in quelle occasioni si nasconde sempre sotto le frasche e poi è pronto a balzare fuori. Ramos dal palleggio attacca Wilson, perde la maniglia al momento dello scarico. Dall'altra parte Campogrande si alza e spara, scrivete 3, 4 su 6 dall'arco per Luca Campogrande in questa partita, e magari potrebbe anche ritoccare per la seconda settimana in fila il suo massimo in carriera dopo i 19 di Brescia, è già a 14 quest'oggi contro Venezia. Fotu si gira molto bene questa volta sulla mano destra, continua ad essere veramente un fattore fondamentale in avvicinamento per l'attacco di Venezia. Roma che fatica davvero a prenderne le misure. Adesso gran passaggio dal palleggio di Baldasso, Bin scarico per Wilson, anche lui da 3, questa volta invece sbagliato, rimbalzo proprio del neozelandese. E già dall'altra parte Cerella che prende una tripla rapida, airball per l'argentino ex Teramo Varese e Milano. Poi arriva anche il fallo dello stesso Cerella su Anthony Bin, si scusa rapidamente il nativo di Bahia Blanca. Secondo fallo. Cerella che in questo campionato viaggiava poco più di 6 minuti di media partita, ma oggi per quelle ragioni che spiegavamo prima è già stato utilizzato di più. Ora prova anche a difendere su Wilson, vuole attaccare spalle a canestro, arriva anche il blitz di Fotu che rischia di recuperare il pallone e poi Wilson prova ad andare dentro da Baldasso, una deviazione fa arrivare il pallone in faccia al playmaker torinese e quindi palla persa per la Virtus Roma. De Nicolao in ala per Tonut. Vedete anche come il rapporto assist palle perse stia per il momento premiando molto di più l'Umana Reyer, mentre De Nicolao arriva fino in fondo per altri 2. Palle perse di Roma che sono 10, quelle di Venezia sono solo 4. Ora Hunt vede il taglio di Campogrande dimenticato dalla difesa di Venezia e questi sono probabilmente i 2 più comodi dei 16 segnati in questo match da Campogrande. Cerella sbaglia il tiro, si rimane di qui, dicono gli arbitri, perché arriva un fischio contro Jamil Wilson, una spinta, rimbalzo verosimilmente. Il giocatore che ha vestito la maglia di Torino in 2 parentesi diverse, una nel 2016-17, l'altra nel 2018-19, in mezzo una stagione in cui firmò per 5 squadre diverse e credo che sia un record, forse 5 squadre nello stesso anno. Di quelle 5 squadre una fu la Virtus, con cui giocò 3 partite per chiudere la regular season. Virtus ovviamente Bologna, non Roma. Mentre Tonut vuole attaccare contro Campogrande, si appoggia al vetro. Giocata di grande esperienza per Stefano Tonut, come detto prima, 10° miglior marcatore del campionato, il secondo italiano dietro solamente a Pietro Aradori che lo precede di 1/10 di punto. Anche quest'oggi Tonut in doppia cifra con l'11° punto segnato poco fa. Ora Baldasso per Wilson che pensa alla tripla ma non la prende, vuole giocare contro De Nicolao. Tiro cadendo indietro segnato da Jamil Wilson, l'ex Golden Eagle di Marquette a livello collegiale. Raggiunge la sua media stagionale, viaggia 11 punti a partita, sono esattamente gli stessi segnati fin qui dal numero 99 che ora commette un altro fallo. E attenzione perché questo è il 4° per Jamil Wilson e questo è un grosso problema per Piero Bucchi, un giocatore che è abituato a tenere in campo tantissimo, anzi il giocatore più utilizzato di Roma, 33 minuti di media, e invece per un lungo spezzone di partita da qui in poi sarà costretto a rimanere seduto in panchina con
4 falli, mentre dall'altra parte va a sedersi Stefano Tonut. Day, extra pass in angolo per Chappell che prende la tripla sbagliata, rimbalzo tentato di prendere da parte di Agic che subisce il fallo. Terzo fallo di squadra per Venezia, per Fotu invece è il secondo. Agic che è appena rientrato in campo al posto di Jamil Wilson per l'appunto. Già disputato 3 minuti nel primo tempo, subendo anche un fallo a metà campo da Casarin che gli aveva regalato 3 tiri liberi, peraltro tutti sbagliati da Damir Agic. Ora il tiro cadendo indietro segnato da Baldasso che riporta -8 Roma. Tra l'altro adesso allunga le rotazioni coach Piero Bucchi perché c'è in campo anche con il numero 1 Igor Biordi, il giocatore della nazionale di San Marino, mentre Fotu sbaglia con un po' di sfortuna questo tiro. Rimbalzo proprio di Biordi, Baldasso dall'altra parte. Alla fine arriva il fischio arbitrale per un fallo di Chappell. Si avvicina ai tiri liberi Roma. Questo è il quarto e ultimo fallo che poteva spendere Venezia, e quindi dalla prossima occasione la Virtus potrà andare in lunetta, anche se per le percentuali che sta avendo quest'oggi non so se sia esattamente un affare. Ora tiro sbagliato dalla media distanza da parte proprio di Agic. Fotu perso sul perimetro, non vuole prendere la tripla, non la vuole prendere neanche Bramos. Si riparte allora da Chappell, il taglio del solito Fotu che riceve sotto il ferro e guadagna la possibilità di usufruire di 2 tiri liberi. Qua in 2 sono saltati Hunt e Campogrande. Il fischio è stato sanzionato contro Campogrande alla fine, quindi è il terzo pure per lui. Deve sedersi anche in panchina pure Campogrande. Liberi per Fotu che ha tirato e segnato un tiro libero prima di adesso. Adesso va a segnare il secondo invece. Partita molto solida quella dell'ex giocatore di Saragozza, Ulm e Treviso. 17 punti, 4 rimbalzi, 5 falli subiti. Adesso va a prendersi un po' di meritato riposo il prodotto dell'Università di Hawaii, e immagino che tutti noi abbiamo conosciuto posti peggiori dove studiare rispetto alle Hawaii. Ora Bin, lo scarico per Baldasso, ancora Bin, penetrazione di nuovo fuori da Agic, palleggio, arresto, tiro complicato, molto lontano dal ferro, ma stavano scadendo i 24, quindi ha dovuto tirare il bosniaco. De Nicolao da Vidmar gli tocca il pallone da dietro Baldasso, ma in maniera irregolare secondo gli arbitri, e quindi liberi per Vidmar perché anche Roma aveva esaurito il bonus. Il discorso che si può fare è quello simile a quello per Dario Hunt dall'altra parte, anche se Vidmar non è un buon tiratore di liberi, anche se non ai livelli di Dario Hunt. Però la scelta di Baldasso per il momento paga, perché il primo dello sloveno è fuori. 6 anni al Fenerbahce in carriera, con anche 2 titoli in Turchia per Gasper Vidmar, che poi ha trovato il terzo campionato vinto proprio con la maglia dell'Umana Reyer nel 2018-2019. Qua segna il libero che vale il +9 per Venezia. Baldasso alla fine prova ad andare da Hunt con un passaggio un po' difficile da immaginare alla rubata dalla difesa veneziana, e allora fanno 11 per quelle palle perse di Roma. De Nicolao, Bramos vorrebbe andare dentro da Vidmar, alla fine riesce a fargli arrivare il pallone.
Widmar, scarico per Chappell, penetrazione, trovato Bramos che deve tirare da 3 sulla sirena, sbaglia ma c'è il rimbalzo di De Nicolau che sbaglia a sua volta, poi trova ancora un rimbalzo offensivo mentre il povero Widmar era a terra spaventato e con la paura di essere calpestato da tutti. Day contro Campogrande, sembrerebbe un duello impari, ma alla fine Campogrande riesce in qualche maniera ad arrabattarsi, a evitare i 2 punti di Austin Day. Baldasso scambia con Dario Hunt, altra palla persa di Baldasso, molto impreciso quest'oggi. Chappell corre il campo e segna con il fallo, potenziale gioco da 3 punti per l'ex giocatore di Brindisi. Baldasso, dopo l'errore della palla persa, anche l'errore di questo contatto assolutamente evitabile, perché facendo così regali solo un libero aggiuntivo all'avversario, perché non è forte a sufficienza da impedirgli di segnare, però è fastidioso a sufficienza per permettere all'arbitro di fischiarti un fallo contro. Veramente il peggior intervento che si possa fare in quel momento, in quella situazione. E quindi libero aggiuntivo per Chappell. E Baldasso, che è arrivato a 6 palle perse in questa partita. Comunque le sue statistiche rimangono sicuramente buone, perché 12 punti, 5 rimbalzi, 8 assist. Sta giocando ancora una volta, come dicevamo prima, una partita degna di uno dei migliori italiani di questo campionato per statistiche. Gli sta mancando però un po' di quella precisione che servirebbe in questi frangenti. È stato il terzo fallo, quello commesso ai danni di Jeremy Chappell. Queste sono le statistiche di Campogrande: 16 punti e 6 su 8 al tiro. Veramente sta facendo impennare le sue statistiche stagionali, dopo che, come detto prima, non era mai andato in doppia cifra fino alla scorsa partita. Adesso ha segnato 35 punti in 2 match, con il tassametro che ancora corre. Dentro il libero aggiuntivo di Chappell, le percentuali in lunetta che si fanno veramente ampie come differenza: 9 su 11 per Venezia, 9 su 19 per Roma, mentre arriva la 13ª palla persa del match per la Virtus, questa volta con Bean. Adesso forse è il momento per Venezia in cui può provare ad allungare in maniera forse definitiva. Sbaglia però una buona tripla Lollo d'Ercole. Dall'altra parte Bean, il blocco di Biordi e il fallo di Chappell, che ha provato a passare sopra, e quindi 2 tiri liberi per Igor Biordi. Secondo fallo. Che potrà quindi andare in lunetta. In lunetta Biordi. Cresciuto a Rimini anche lui, come Agic. Poi diverse tappe nelle minors per Biordi, con Fondi, Cefalù, Catanzaro, Crema, Porto Sant'Elpidio. L'anno scorso era a Soresina, dove viaggiava 9 punti e quasi 6 rimbalzi di media. Quest'anno in Serie A con Roma, come detto, questo è il primo punto della sua partita. Day in angolo, crea spazio per Bramos, tripla sbagliata, rimbalzo di Hunt. Bean, ancora Biordi, consegnato del Sammarinese per Agic. Bean prova a giocare contro Chappell, che gli chiude la strada. Allora bisogna ripartire di nuovo da Agic. 3 secondi, prova ad andare dentro da Biordi, brutto passaggio, palla che si perde. Quindi altro possesso buttato via da Roma. Day per Chappell, che vede Piero Bucchi, che però non è con lui e non so neanche quanto possa essere efficace da quella posizione come tiratore. Quinta palla persa per Venezia, che sta gestendo bene il pallone in questa partita, ma in questo caso non ne ha fatto un grande uso. Poi magari Bucchi avrebbe anche segnato, però il pallone era impreciso pure per lui. Biordi vorrebbe andare da Campogrande, rischia la palla persa, qua gli sfugge direttamente dalle mani, poi Campogrande prova a prendere una tripla forzata e la sbaglia.
ultimi 75 secondi in questo terzo periodo. Si è decisamente abbassato il punteggio in questo quarto rispetto al primo tempo, parziale che dice 14-10 per Venezia dopo il 52-43 dell'intervallo. Ora Dei si lamenta con gli arbitri, sostiene che l'ultimo tocco fosse stato di un avversario, così non è però secondo la terna di oggi, quindi rimessa per Roma, mentre torna in campo Casarin per Venezia. Baldasso aspetta l'uscita di Biordi ma non lo serve, dentro invece da Hunt, poi Campogrande che vuole restituire il pallone all'ex Brescia, brutto passaggio, ha letto e capito tutto invece Dei. Chapel per D'Ercole in angolo per Casarin che non riesce a tenere il pallone, aveva anche lo spazio per prendere successivamente un tiro, probabilmente stava già pensando a quello e proiettandosi troppo in avanti col pensiero non si è concentrato a sufficienza sul primo step che doveva fare, ovvero quello di ricevere bene il pallone. Tante palle perse nelle ultime azioni, inizia anche a subentrare un po' di stanchezza per due squadre, come detto prima, una ha tanti giocatori acciaccati, arriva da un match in Russia con conseguente viaggio, l'altra si è allenata in forma individuale fino a giovedì compreso, ha preparato il match solamente negli ultimi 2 giorni. Venezia che ha l'ultimo possesso del terzo quarto, Casarin dentro da Dei, il suo classico tiro buttandosi indietro, lo sbaglia, rimbalzo di Baldasso, vediamo se riesce anche a far partire un'ultima preghiera, tocca il tabellone ma non riesce comunque ad andare vicino al canestro. E allora a 10 minuti dalla fine Venezia ha un vantaggio sicuramente rassicurante di 13 punti, 53 Virtus, 66 Umana Real, però ovviamente non può ancora sedersi sugli allori perché questa partita non è finita. Venezia trascinata soprattutto dai 17 punti di Isaac Fotu, dai 14 di Bramos, tutti segnati nei primi 2 quarti. Mentre queste sono le statistiche, con Venezia che ha abbassato un po' le sue statistiche da 3, era a 7 su 14, poi ha sbagliato tutte le 6 triple tentate in questo terzo periodo, ma è riuscita a macinare comunque altri punti con i tiri da 2, con i tiri liberi, dove invece Roma continua a fare grande fatica, essendo sotto al 50%, fa fatica anche nella gestione del pallone. La squadra di Piero Bucchi, 15 palle perse fin qui.
Tutto pronto quindi per cominciare questo ultimo periodo tra Roma e Venezia. E Roma che deve recuperare 13 margini di lunghezza, che ovviamente non sono pochi in un quarto, tanto più quando sei una squadra sicuramente sulla carta meno qualitativa dei tuoi avversari, però già la settimana scorsa è arrivato un grande upset contro Brescia e quindi proverà tutto fino alla fine. La squadra di Piero Bucchi, qua stoppato Ant da Widmar, comunque la palla rimane a Roma, non è stato riciclato chiaramente il cronometro dei 24. Bin tenta la penetrazione e guadagna il fallo. Ricordiamo che questa è la sesta giornata su 7 in cui Roma affronta una squadra che disputa anche le coppe europee, quindi una squadra di un certo livello qualitativo. Diciamo che oltre alla situazione societaria Roma non è stata aiutata neanche da un calendario così in salita. Ora bello l'assist per Hunt che schiaccia col fallo, potenziale gioco da 3 punti. Dicevamo di come Roma magari da qui in poi possa essere aiutata dal cambio di società che riporterà serenità, riporterà ovviamente anche i giocatori ad essere pagati regolarmente, ad avere la mente più sgombra, arriverà magari anche qualche intervento sul mercato e poi potrebbe essere aiutata anche dal calendario che, come detto, ha già messo sulla strada di Roma praticamente tutte le rivali più pericolose, più impegnative. La seconda metà di questo girone d'andata sarà decisamente più alla portata della Virtus. Ora Widmar che prova ad attaccare, guadagna il fallo, guadagna 2 tiri liberi, pronto a usare la potenza del suo fisico Gasper Widmar. Ecco qua il fallo subito dallo sloveno. Primo fallo, cambio di posizione mentre campo Wilson esce da campo. Ritorna in campo Tonut. Diciamo prima delle squadre che giocano le coppe affrontate da Roma, le uniche due che rimarranno da qui in poi sono Virtus Bologna e Trento. Tutte le altre invece sono già state affrontate, vale a dire Fortitudo, Brindisi, Sassari, Milano, ovviamente oggi Venezia e anche Brescia settimana scorsa in quella vittoria strappata dalla squadra di Piero Bucchi. Ora 2 su 2 per Gasper Widmar che rimette 4 possessi pieni tra le due squadre. Baldasso, Ciapel non lo molla, Baldasso alla fine riesce a girare l'angolo, a trovare anche l'assist per Hunt che può appoggiarsi comodamente al vetro. 10° assist della partita per Tommaso Baldasso che quindi completa la sua doppia da 12 punti e come detto 10 assist. E migliora ulteriormente la sua media stagionale che già lo rendeva il 6° miglior assist man del campionato. E dopo oggi salirà ulteriormente questa classifica. Tonut, penetrazione, sbaglia il tiro, si dispera il giocatore triestino. Avrà comunque 2 tiri liberi Stefano Tonut, qua il fallo netto da parte di Hunt ed è il terzo per il centro nativo di Tampa in Florida. Tonut che segna il primo, fa 2 su 2 in lunetta per lui in questa partita. Dentro anche il secondo, è già quasi all'88% in questa stagione Stefano Tonut. Come vedete buone percentuali anche oggi per quelli che sono i suoi 13 punti. Hunt contro Widmar, prova a girargli attorno, poi sbaglia il tiro, si lamenta con gli arbitri perché avrebbe voluto un fallo, invece si può proseguire. De Nicolao per Day che prende la tripla senza pensarci, la manda a bersaglio e allora massimo vantaggio Venezia sul più 15 con la tripla di Austin Day che fin qua aveva tirato male in questa partita, era 1 su 6 dal campo, ma questo canestro a terra rischia davvero di fiaccare la resistenza di Roma. Adesso arriva pure la 7ª palla persa del match di Baldasso. Tonut dall'altra parte trova Ciapel che penetra, vede il rimorchio di Widmar, intervento regolare secondo gli arbitri quello di Jamil Wilson, poi prova a correre Bin
che subisce il terzo fallo di squadra dell'Umana Reyer. De Nicolao, terzo fallo. Sembrava ormai spalancata la strada di Vidmar verso il canestro, invece è stato recuperato il pallone in maniera regolare da Wilson. Aveva condotto molto bene il contropiede Venezia. Cambio di postura mentre in campo Azic esce Anthony Bean. Intanto arriva un altro cambio con Bean che si prende un po' di riposo per la Virtus Roma. Baldasso a gestire questo pallone. Palla per Wilson che prova a prendere la linea di fondo contro Day, poi trova Hunt in avvicinamento, subisce il fallo. Quarto di Venezia, ma ci saranno già 2 tiri liberi perché era in azione di tiro Dario Hunt. È il terzo di Vidmar e quindi tornerà in lunetta Dario Hunt, che con il suo 3 su 7 odierno peraltro sta anche viaggiando meglio delle percentuali abituali. Abbiamo detto prima Hunt che era 5 su 18 prima di oggi, qui segna addirittura il primo, quindi 4 su 8, il 50%, che per le sue abitudini è davvero tutto grasso che cola. Il secondo potrebbe riportare a meno 16 Roma, facendole raggiungere quota 60, così non è però. Primo ferro, allora rimbalzo di Tonut. Vidmar dentro contro Hunt, scarico fuori per Day che prende la tripla, la segna, e allora 2 triple consecutive di Austin Day che rischiano davvero di mandare i titoli di coda di questa partita, con Venezia che fugge sul più 17 a poco più di 7 minuti dalla fine. Palla schiacciata a terra di Hunt per il taglio di Baldasso che si appoggia al vetro e segna il 14° punto della sua partita. Superata così la sua media anche nei punti oltre che nei rimbalzi e negli assist quest'oggi, in una partita a tutto tondo di Baldasso, mentre arriva il fallo di Hadžić. Primo fallo. Quindi anche Roma con il bonus esaurito in questo quarto periodo. De Nicolao per Tonut, palla dentro da Vidmar, vuole giocare 1 contro 1 con Wilson, si gira bene verso il fondo, si appoggia al vetro. Buona giocata in questo caso con il corpo di Gasper Vidmar. 8 punti per lui ed è il suo massimo stagionale in campionato. Mentre adesso arriva un altro fischio arbitrale, questa volta contro l'Umana Reyer, quindi Numero 6, Venezia, ci saranno altri 2 tiri liberi per Hunt. Qua il tocco di Bramos. E quindi continua a macinare tiri liberi Dario Hunt in questa partita. Hunt che è il miglior tiratore da 2 del campionato. Prima di oggi era 31 su 45, ovvero il 68,9%. Peraltro davanti al grande assente di oggi, vale a dire Mitchell Watt, però il lunetta, come vedete, continua a non essere brillantissimo. In totale fa 4 su 11 quest'oggi, e per Roma le percentuali ripiombano sotto il 50%, 12 su 26 a cronometro fermo per la squadra di Piero Bucchi, mentre adesso arriva il fischio arbitrale per altri 2 tiri liberi, stavolta nella metà campo opposta, in arrivo per Gasper Vidmar. Qua poteva fare ben poco Campogrande contro di lui. Quarto fallo per la Virtus, entra campo Anthony Bean, esce Azic, in lunetta Vidmar. Mentre dopo qualche minuto di riposo rientra sul parquet Bean al posto di Hadžić. Vidmar che quest'oggi invece sta mantenendo percentuali sicuramente buone per le sue abitudini. Dentro entrambi, fa 6 su 8 nella sua partita, il 75%. Raggiunge anche la doppia cifra, 10 punti, 5 rimbalzi, neanche 16 minuti sul parquet. Sembra essere tornato il solito Vidmar di un tempo. Ora Wilson, ultimi 6 minuti della partita,
prova a giocare contro Day, riesce a batterlo ad arrivare fino in fondo, ne guadagna anche il fallo. Allora, potenziale gioco da 3 punti di Jamil Wilson. Qua è riuscito a battere bene Day, che poi ha provato a fermarlo con un fallo. Tiro libero aggiuntivo per Jamil Wilson. Roma che in questa stagione non aveva mai tirato così tanti liberi come oggi. Questo è il 27esimo della partita, ne ha tirati al massimo 21 nella partita persa qui contro Sassari, quindi è un massimo stagionale anche di parecchio. Pensate che settimana scorsa nella vittoria contro Brescia il bilancio in lunetta di Roma fu solo 2 su 6, con 6 tiri liberi tentati in tutta la partita. Oggi, come detto, è 12 su 27, quindi sempre percentuali basse, ma con 4 volte e mezza il numero di liberi tentati. Ora arriva la violazione di passi di Campogrande. In questa ripresa l'attacco di Roma ha fatto decisamente più fatica rispetto ai primi 20 minuti. Era a 43 all'intervallo la Virtus. Da lì in poi sostanzialmente 20 punti in 15 minuti. Ora Bramos mette a posto i piedi, spara dall'angolo, tripla sbagliata però. Campogrande per Bean, chiama la palla Baldasso. Il blocco verso il fondo di Hunt non lo sfrutta Baldasso, vuole andare invece da Campogrande che penetra, trova proprio Dario Hunt, sbagliato il suo semigancio, rimbalzo offensivo dello stesso centro statunitense. Allora extra possesso per Roma, siamo entrati nell'ultima metà di questo quarto quarto. Wilson contro Vidmar, palleggio, arresto, tiro sbagliato, rimbalzo di Bramos, mentre è pronto sul cubo dei cambi a rientrare anche Bruno Cerella per Venezia. Tonut per De Nicolao, prende il centro dell'area, scarico per Tonut che fa saltare l'avversario, tripla di Stefano Tonut sbagliata, si lotta a rimbalzo, ne esce vincitore Baldasso che poi prova anche ad aumentare i ritmi, arriva dall'altra parte, segna il canestro e c'è anche il fallo subito da parte del numero 13 di Roma. Fallo di Vidmar che sportivamente va anche a scusarsi con Baldasso, che avrà, come detto, il libero aggiuntivo dopo il time out chiesto da Walter De Raffaele. E quindi pausa quando mancano poco più di 4 minuti alla fine di questo match, un match che ormai sembra deciso in favore della Reyer, che tra poco potrà iniziare a pensare a quella partita di cui parlavamo prima, cruciale per i destini europei di questa stagione, quella di mercoledì contro il Partizan Belgrado al Tagliercio, match che andrà in scena alle 20:30 che noi chiaramente, come tutte le partite di Eurocup, vi mostreremo su Eurosport Player. Venezia che nel girone A adesso è quinta, 2 vittorie e 3 sconfitte, stesso identico record proprio del Partizan Belgrado, che però al momento in classifica è quarto, sta davanti a Venezia proprio per lo scontro diretto, la gara vinta all'andata in Serbia. Quindi se il girone finisse oggi pomeriggio, Venezia sarebbe fuori, il Partizan sarebbe quarto e quindi qualificato nel top 16. Per questo Venezia ha bisogno di vincere mercoledì per sorpassare i bianconeri, che peraltro hanno appena cambiato allenatore, non stanno andando bene questa stagione, anzi tutt'altro, perché oltre ad aver vinto solo 2 partite su 5 in Eurocup stanno andando male anche in Lega Adriatica. Diciamo che i fasti delle ultime 2 stagioni con la macchina schiacciasassi allestita da coach Trinchieri sono ormai ricordi lontani, e quindi diciamo che la chance ci sarà per Venezia per provare a strappare una vittoria così importante. Bisognerà però sicuramente giocare un ottimo match. Venezia che oltre al Partizan ha davanti a sé la Gioventù Badalona, che è ancora imbattuta in questo girone, una delle 3 squadre imbattute assieme a Virtus Bologna e Trento in Eurocup, e poi anche il Burg secondo e l'Unis Kazan terzo,
Baldasso segna il libero supplementare, dall'altra parte Fotu perde palla, recupero di Campogrande, Bin può provare a far correre i suoi, Baldasso assist, prova ad andare dietro la schiena Wilson, si era invece allargato in angolo Campogrande, non si intendono qua i due, ha cercato una soluzione spettacolare ma diciamo così evitabile Wilson, si poteva cercare una giocata un po' più solida, un po' più sicura. 18ª palla persa del match per la Virtus Roma. 18 palle perse a fronte di 23 canestri dal campo e non è proprio un rapporto ideale per provare a vincere una partita, tanto più contro una squadra più forte quale l'Umana Reyer Venezia è, mentre De Nicolao sbaglia la tripla, prova a correre Roma e anche questa è una palla persa e quindi fanno 19. È un po' diminuita la precisione nel secondo tempo per la squadra di Piero Bucchi, mentre Cerella si appoggia al vetro ma sbaglia. Baldasso è già dall'altra parte. Tocco di De Nicolao, rimessa che resterà per Roma. Intanto una tripla in precedenza di Venezia, era l'11ª del secondo tempo e di queste 11 Venezia ne ha segnate solo 2, era 7 su 14 da 3 all'intervallo, un buon 50%, e invece poi come detto 2 su 11 dopo la metà gara, mentre il pallone adesso viene assegnato a Venezia, quindi evidentemente l'ultimo tocco era stato un giocatore di Roma. E allora altra palla persa della Virtus, hanno 20 nel match. Cerella, Fotu, il tiro dalla media segnato, mentre intanto nell'azione precedente alla palla persa di prima Baldasso aveva conquistato il rimbalzo e allora possiamo anche ufficializzarvi la tripla doppia di Tommaso Baldasso, 16 punti, 10 rimbalzi, 10 assist. È vero che ci sono anche 8 palle perse, però una tripla doppia diciamo che non è molto abituale nel nostro campionato, è la prima in carriera per Baldasso. Adesso dopo la partita cercheremo di capire anche a quando risaliva l'ultima tripla doppia del nostro campionato. Ieri ci è andato vicino Derek Willis di Brindisi, che si è fermato a un solo assist dalla tripla doppia e che invece è riuscito a trovare oggi Baldasso, mentre Campogrande segna il 18º punto, arriva a uno solo dal suo massimo in carriera fatto realizzare 8 giorni fa a Brescia. Baldasso, penetrazione, si appoggia al vetro ma sbaglia. Adesso si gioca sostanzialmente quasi per le statistiche da mandare in archivio. Palla persa di Fotu. Ancora Baldasso a gestire questo pallone. Sbaglia il tiro Wilson, rimbalzo di Fotu, siamo ormai quasi negli ultimi 100 secondi di partita. De Nicolao per Cerella, il tiro dall'angolo di Bramos segnato e quindi allunga ulteriormente Venezia sul più 18 e time out invece per Piero Bucchi. Adesso non vorrei sbagliarmi, poi dopo la partita come detto andremo a fare ulteriori ricerche statistiche. L'ultima tripla doppia in Serie A dovrebbe risalire, se non sbaglio, al 2003-2004. Tyron Grant con la maglia di Teramo le fece con punti, rimbalzi e palle recuperate, non con gli assist come Baldasso. Questo dato però è da prendere con le molle, ovviamente è una ricerca che sto facendo al momento, sarà più approfondita magari nei prossimi minuti, però insomma vi dà un po' l'idea, vi rende l'idea di quanto sia anomalo come risultato, di quanto sia davvero una statistica particolare che succede raramente, quindi anche dell'impresa di Tommaso Baldasso. Abbiamo detto prima, è vero, sì, 8 palle perse, però 16 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, come detto una tripla doppia che nel nostro campionato, non essendo l'NBA,
succede tutt'altro che di frequente. Mentre qua viene inquadrato Mike Bramos, che con la tripla segnata poco prima del time out è arrivato a 17 punti. Lui che ne aveva segnati 28 2 settimane fa contro Sassari, mercoledì a Kazan ne ha fatti 23, insomma un periodo di grande forma per Bramos, uno peraltro dei pochi sani di Venezia, come ho detto prima, ha tanti giocatori infortunati o acciaccati. Ora fallo di Possamai, che è appena entrato in campo dopo il time out, e quindi debutto in Serie A per il numero 33 dell'Umana Reyer Venezia, un classe 2001, nato a Venezia e cresciuto proprio nella Reyer, al suo primo anno in prima squadra. E come detto, questa è la prima volta che entra in campo in Serie A. Qui commette fallo su Hunt, che può andare in lunetta, però insomma rimarrà anche questo bel ricordo a Possamai del suo debutto in Serie A qui a Roma al Palaeur. L'anno scorso nella Next Gen Cup tenuta a Pesaro durante le finali di Coppa Italia e vinta da Venezia, segnò 10 punti e mezzo e oltre 8 rimbalzi, uno dei giocatori più importanti del settore giovanile veneziano. Ora Tonut, il blocco proprio per Di Possamai, poi penetrazione di D'Ercole che riesce a prendere il tiro, va a bersaglio allora anche Lollo D'Ercole nei primi 2 punti della sua partita. Sono rimasti a 0 quest'oggi Casarin, Stone e lo stesso Possamai, mentre dall'altra parte si incastra sul ferro la tripla di Farley, figlio di William Farley, un milionario americano, tra gli altri ex dirigente della Fruit of the Loom, maglia delle magliette, e ormai al suo terzo anno a Roma, il primo da insurance player nei playoff di Serie 2 poi vinti da Roma, e poi l'anno scorso in Serie A giocando 4 gare senza segnare alcun punto, e oggi in campo in questo finale. Mentre Tonut in lunetta per completare il gioco da 3 punti, sbaglia però il libero, ma il rimbalzo offensivo toccato da Possamai finisce proprio nelle mani di Tonut. Adesso si potrebbe anche premiare per lo sforzo proprio Possamai, che infatti riceve il pallone l'1 contro 1, viene stoppato da Dario Hunt, che è il secondo miglior stoppatore del campionato dopo Shamarcus Kennedy, e qui lo dimostra. 4 secondi e 7 decimi per chiudere l'azione per Venezia, 8 invece per finire la partita. Rimessa di Casarin per Tonut, il blocco di Possamai. Tonut non vuole neanche andare al tiro, lascia scadere il tempo. Si salutano già Bucchi e De Raffaele, anche se la partita chiaramente non è ancora finita. Bisognerà effettuare questa rimessa prima di far scadere anche il cronometro del match, però insomma possiamo già dare il risultato come per finale, 69-89, anche se Roma in realtà prova ad andare a prendere un'ultima conclusione, lo fa con Wilson. Diciamo che in questi casi di solito si lascia andare il pallone, si fa morire il cronometro. Roma comunque probabilmente ha voluto evitare il meno 20, ha voluto evitare di rimanere sotto quota 70, e quindi i 2 punti di Wilson che valgono il 71-89, che è il finale di questa partita, con Venezia che ha praticamente sempre avuto in mano questo match, nonostante i vari acciacchi, nonostante le fatiche della lunga trasferta di Coppa a Kazan. Un match sempre controllato dalla squadra di Walter De Raffaele, che trova la 5ª vittoria in 7 giornate in questo campionato, sale a 10 punti e quindi si conferma al terzo posto questa settimana, però un terzo posto in solitaria.